Buon pomeriggio e buona domenica da Gaetano Accetta. Oggi siamo qui allo stadio comunale Luigi Failla di Castelbuono per Super Giovane Castelbuono Marsala, gara valida come la 7ª del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Poi ancora Camarà a lottare sul pallone. Trapani torna da Genesio che prova ad andare avanti e perde palla. Attenzione al destro da parte di Orozco, palla alta. Orozco prova a passare. Maltese, scarico da Ronde che la perde, poi arriva ancora Orozco, prova il sinistro a girare sul secondo palo, che punta Camarà che gliela ruba per un attimo, poi palla ancora in mezzo, deviazione, non trattiene, qui Mammone regala un calcio d'angolo, Camarà carica il sinistro, la palla gli rimane lì, poi può allargare ancora da Mendia, Camarà col sinistro, Faraone. Allora prova il destro e il super intervento di Mammone sul destro di Pedalino e Castelbuono. Palla davanti, occhio alla velocità di Ronde che brucia il campo. E allora Ronde, vediamo se andrà in mezzo, se si accentra. Ronde, il destro! La mette quasi rimessa dal lato. Grande occasione qui per il Castelbuono con Ronde. Ad andare ancora in avanti. Prolungamento per Mangiaracina che prova a passare. Ancora lui. Sul destro, calcia! Arriva l'intervento di Mammone. Era Vetrano, scusate. Riccardo Mangiaracina, ricordiamo il miglior marcatore del Marsala in questa stagione. E allora occhio perché parte col destro. Traversa di Mangiaracina. E allora Villetta la lascia ad Orozco col mancino. Palo. Urgentemente da Mendia che prova subito ad andare in mezzo, il colpo di testa di Ronde, la palla rimane lì ed esce di un soffio sulla traversa. Grande occasione per Ginel Ronde, ricordiamo miglior marcatore del Castelbuono. Petrucci col petto, poi la palla resta lì, ancora Orozco col petto, allarga ancora da Camarà, si butta anche, prende in mezzo, palla rovesciata. Cosa ha preso Faraone? Allora tocca lì per Petrucci col destro, ancora Mammone, palla centrale che aveva preso un po' di traiettoria. E allora parte il traversone, colpo di testa, impensierire Mammone, non ci riesce. E allora torna subito dietro il Marsala. Mammone tocca per Manè che va a lungo ed è finita così, pareggio 0-0.